è che su internet come è stato accolto il confronto Bruno Vespa. Il confronto è stato accolto con il retweet, cioè il commento che è stato poi fatto ricircolare dagli utenti di internet su Twitter. Il tweet più retweetato, cioè più fatto girare, diciamo così, è stato quello di Matteo Salvini, il quale ha commentato: intanto mi dicono che da Bruno Vespa il signor Grillo non risponde, sull'immigrazione non una parola, clandestino è reato. Era il tweet di Matteo Salvini, che è stato quello più retweetato, cioè fatto circolare in rete. Ma come? Si domanda Lussana. I grillini, da sempre padroni del web, dei social media, dei meetup, dei banner, dello streaming, stracciati dai leghisti digitali proprio nella serata dell'Epifania sulla rete ammiraglia del loro capopopolo: se vinciamo tutti a casa, viviseziono tutti. L'incertezza di Grillo lo ha portato a balbettare su sbarchi e Mare Nostrum e a incassare perfino il commento di Bruno Vespa. Ma allora, ha detto Vespa, tu la pensi come Alfano sull'immigrazione. E così ecco la rivolta degli utenti contro il comico filo immigrazionista, scrive Lussana. È la solita retorica dell'accoglienza indiscriminata che ha premiato il tweet di Salvini. Altro elemento che dovrebbe preoccupare la comunicazione grillina è quello emerso sempre ieri dai dati dello studio Web Politics, elezioni europee 2014. Secondo questi dati, tra i candidati alle imminenti elezioni europee negli ultimi 7 giorni, Matteo Salvini è il primo sul web in termini di posizionamento online e coinvolgimento sui social media, seguito da Giorgia Meloni e Alessandra Moretti. L'analisi è stata fornita da Reputation Manager, che è il principale istituto italiano nell'analisi e misurazione della reputazione online delle figure di rilievo pubblico. Così Aurora Lussana in prima pagina sulla Padania. Ma il primo piano della Padania è dedicato appunto agli argomenti trattati da Lussana nell'editoriale. Stavolta voto Lega, continuano le adesioni sul web. Pentiti di aver votato per altri, ora scelgono il carroccio. La Padania pubblica, pagina 2, alcuni messaggi tra le migliaia postati sul web da nuovi elettori della Lega nell'ultimo mese. Per il segretario leghista Salvini, ieri in tour in Piemonte, i numeri diranno che la sorpresa delle urne sarà la Lega e non il Movimento 5 Stelle. Sugli immigrati Grillo sta con Alfano. Siamo messi molto male, commenta Matteo Salvini ieri di fronte alla casa dell'ex ministro Fornero. Un napolitano, secondo cui l'Europa è ancora attraversata da pulsioni e populismi. A Napolitano ribatte Salvini: in pensione il capo dello Stato, difendendo euro e sinistre, di danni ne ha già fatti troppi. La sorpresa delle urne sarà la Lega Nord e non Grillo, è convinto Matteo Salvini, ospite ieri mattina alla telefonata di Maurizio Belpietro su Canale 5. A proposito di Grillo, Salvini ha notato come il comico genovese dice di voler fare le cose, di uscire dall'euro o di mandare a casa gli immigrati, ma poi non ci dà una mano. E sempre su Grillo, nel pomeriggio a Torino, ieri Salvini ha rincarato la dose. Grillo è stato deludente nella sua comparsata da Bruno Vespa, soprattutto sull'immigrazione, quando dice che quasi quasi va d'accordo con Alfano. Andare d'accordo con Alfano vuol dire essere totalmente inetti, commenta Salvini. Essere d'accordo con lui vuol dire arrendersi. Abbiamo avuto 38.000 sbarchi negli ultimi 4 mesi, se andiamo avanti così arriviamo a 100.000 e battiamo il record storico. È un pessimo segnale. La soluzione è fare come Spagna, Germania, Francia. La clandestinità è un reato. Bisogna accogliere chi scappa dalla guerra davvero, ma espellere tutti gli altri e bloccare le partenze. E sempre sull'immigrazione, secondo Salvini, il ministro Alfano dovrebbe dimettersi oggi pomeriggio se avesse un minimo di dignità. Si devono fermare gli sbarchi e sospendere Mare Nostrum, si deve dare precedenza agli italiani nei concorsi pubblici e nell'assegnazione delle case popolari. L'Italia può difendere i propri confini senza bisogno di chiedere il permesso ad Angela Merkel. Soltanto la Lega, continua Salvini, è rimasta a rappresentare il centro-destra in Italia. Forza Italia si siederà a fianco della Merkel a Bruxelles. È un disastro. Parlando di Forza Italia, Salvini ha escluso una nuova alleanza a livello nazionale. Assolutamente da escludere un accordo con Forza Italia sul nazionale, ha detto Salvini. A livello locale siamo alleati come in Lombardia o in Veneto. Ora vado da solo e i numeri diranno che la sorpresa delle urne sarà la Lega e non Grillo.
A proposito dell'alleanza europea, sarà con Marine Le Pen. Chi vota Lega domenica prossima vota Marine Le Pen, ha ribadito Salvini, ricordando che portiamo avanti una comune battaglia contro l'immigrazione clandestina e contro le banche. Non poteva mancare la citazione dell'ex ministra Fornero, contro la cui legge la Lega è impegnata a raccogliere le firme per un referendum popolare. La Fornero ha rovinato milioni di italiani, dovrebbe essere esiliata su un'isola, ha detto Salvini. Ma anche lo stesso voto al Carroccio domenica è un calcio nel sedere democratico alla signora Fornero. Questo perché è giusto che si vada in pensione con quel che si è pagato. È folle, dice Salvini, aver rubato i diritti acquisiti con una legge fatta dalla sera alla mattina. Quando mi dicono Fornero mi arrabbio come una bestia, perché quando incontro un esodato ritengo di vivere in un paese incivile. Pensioni sì, ma non quelle d'oro. Vanno rivisti sia gli stipendi che le pensioni d'oro, aggiunge Salvini. Ci abbiamo provato, ma il Parlamento ha votato contro. Renzi parla. Io cerco di far qualcosa. Quanto alla questione dell'euro, la moneta unica, uscire dall'euro conviene, conclude Salvini. Io ho 2 figli, sarei un matto se per qualche voto in più mettessi a rischio il futuro dei miei figli. Una moneta giusta, una moneta italiana, farebbe lavorare di più in Italia, perché sarebbero più convenienti i prodotti italiani. La battaglia contro l'euro la faccio per un motivo di giustizia, perché l'Italia non è seconda a nessuno e poi perché ci conviene. Così la Padania sulle parole di ieri del segretario della Lega Salvini. Intanto Libia nel caos, atteso uno tsunami di clandestini. Per Renzi la drammatica situazione si risolve solo per via internazionale, ma da Bruxelles non è arrivata alcuna iniziativa concreta. Soccorsi altri 500 migranti, Renzi pensi ai nostri disoccupati, dice la Lega Nord. E poi c'è la questione della scabbia, allarme in Val Camonica. Una parola, una malattia dimenticate per tanto tempo, ora tornate alla cronaca, complice l'immigrazione indiscriminata e senza controllo, scrive la Padania. La paura dilaga in Val Camonica, dove ci sono almeno 40 casi accertati di questa malattia, ma potrebbero essere molti di più. Fra i contagiati anche alcuni dipendenti dell'ospedale di Edolo e un paio dell'ospedale di Esine. Per non alimentare il panico, le autorità sanitarie cercano di minimizzare, ma tra la popolazione c'è il timore che l'epidemia sia solo all'inizio. Sempre poi dalla Padania di oggi, andando alla cronaca politico-giudiziaria, dopo Cattozzo un altro alfaniano è finito agli arresti. Paolo Romano, presidente del Consiglio regionale della Campania, candidato alle europee per il partito di Alfano, è finito ai domiciliari per tentata concussione. Bel guaio per Alfano, scrive la Padania. Con tutti questi scandali torna a rischio il quorum il 25 maggio, cioè se il nuovo centrodestra supererà o meno il 4%. Lo sbarramento elettorale. Si riapre lo scontro con Forza Italia, commenta da Forza Italia Santanchè. Ora fanno i garantisti, ma il loro garantismo è stato vendere Berlusconi per 4 ministeri. E poi c'è il capitolo ampiamente battuto anche dai quotidiani di oggi della prossima simpatica tassa sulla casa, che sarà superiore all'IMU di Mario Monti. La Tasi è una parte essenziale della nuova tassa sugli immobili e sui terreni e sui capannoni e sui laboratori. La Tasi va contro la Costituzione, in questo caso è il comune di Varese a studiare un ricorso. Secondo i promotori del ricorso, l'imposta sulla casa lede il principio di capacità contributiva stabilito dall'articolo 53 Costituzione e deve essere annullata. Infine, sempre dalla Padania, scarcerato anche Luigi Faccia, l'indipendentista veneto irriducibile, ad accoglierlo fuori dal carcere amici e venetisti con bandiere di San Marco. Dei 24 arrestati di questa incredibile inchiesta della Procura di Brescia, scrive la Padania, resta in carcere oggi un ultimo patriota, Marco Ferro, che però sarà anch'egli liberato tra 2 giorni. Chiudiamo dalla Padania con pagina dedicata alla presentazione dei candidati alle prossime elezioni europee. Oggi tocca a Gianluca Cirignoni, 42 anni, umbro, che le procure le conosce bene perché le ha inondate di denunce contro la mala amministrazione della sinistra in Umbria. Consigliere regionale della Lega Nord, ora è candidato alle elezioni europee del 25 maggio nel collegio del Centro Italia. La sua intervista a pagina 13 della Padania. E l'altra intervista è a Roberta Ferrero, candidata alle prossime elezioni europee per la Lega Nord nel collegio Nord-Ovest. Viene da un territorio non facile, la cintura di Torino, dove la sinistra ha costruito nei decenni fortissimi centri di potere, scrive la Padania.
Fuori subito dall'euro, dice Ferrero, 42 anni, imprenditrice nel settore materiali plastici e consigliere comunale d'opposizione per la Lega a Piossasco, segretaria di circoscrizione. La moneta unica ci sta distruggendo. Nel torinese moltissime imprese chiudono, dice Roberta Ferrero. Sono preoccupata perché da un punto di vista produttivo queste zone si stanno spopolando. Da ultimo citiamo gli appuntamenti, sono un'infinità, di oggi del segretario leghista Matteo Salvini. Si parte stamani alle 8, ma non cambiate canale, seguite la rassegna stampa. Si parte alle 8 con Matteo Salvini alla trasmissione televisiva sulla 7 Omnibus, ve la proponiamo dopo, quindi è inutile che cambiate canale adesso, ve la proponiamo poi in registrata. Alle ore 9:50 Matteo Salvini incontra la cittadinanza a Genova, in piazza Tre Ponti presso il mercato, al quartiere San Pier d'Arena. Alle 10:30 un sopralluogo a Genova, al Campo Rom in piazza Massena, in via Giovanni Ansaldo, quartiere Cornigliano. Alle 11 incontro con la cittadinanza a Sestri Ponente, sempre a Genova, presso il gazebo della Lega Nord in piazza POC. Alle 13:30 intervista di Matteo Salvini in TV su Rai 1 durante il TG1. Alle 19:30 una trasmissione radio su Radio Radicale. Alle 23:20 trasmissione televisiva su Rai 1, Porta a Porta, sarà ospite di Bruno Vespa anche Matteo Salvini stasera alle 23:20. Gli appuntamenti di domani li citiamo domani, se no concludiamo la rassegna stampa con gli appuntamenti. Davvero fitta l'agenda del segretario leghista. Dalla Padania ci spostiamo al Manifesto, iniziamo con i giornali più schiettamente partitici, diciamo così, politici. Il Manifesto sostiene la lista Tsipras, come tutti sanno, e apre la sua prima pagina, come tutti sanno, era un'aggiunta un po' stupida, perdonatemela. Comunque il quotidiano comunista apre con la foto del leader greco di Syriza, il partito di sinistra in Grecia, Alexis Tsipras. Rosso quorum è il titolo d'apertura, cioè la lista Tsipras ha paura di non superare il 4% alle prossime europee. Tsipras riempie Piazza Maggiore a Bologna, ma la lista, l'altra Europa, lotta sulla soglia del 4%. A 5 giorni dal voto lo scontro si polarizza tra Renzi e Grillo. Il leader del PD teme il capo 5 Stelle che non sfonda a porta. Berlusconi attacca il comico ma ha le armi spuntate. Deciderà l'astensionismo. Ci sono diversi commenti in prima pagina sul Manifesto, tanto dell'incontro Grillo-Vespa quanto del quadro politico a pochi giorni dal voto. Il commento principale è affidato ad Alberto Asor Rosa, non è certo il nuovo che avanza, comunque il guazzabuglio universale è il titolo del commento di Asor Rosa verso il voto. Si può scrivere un articolo per spiegare che non si sa perché lo si scrive? È la prima frase dell'illustre letterato di sinistra. Mi capita anche questa. Si avvicinano le elezioni europee. Che fare? Scrive Asor Rosa, scimmiottando Lenin. Il governo Renzi è il peggiore che ci sia accaduto di giudicare nell'ambito del centro-sinistra. Centro-sinistra, scrive col punto di domanda tra parentesi Asor Rosa. Nel corso degli ultimi decenni, al confronto non dico Prodi, ma mi fermo a Enrico Letta, se si fa riferimento a una posizione di conservatorismo illuminato, non di più, per carità, non di più. Al confronto i confronti appaiono schiaccianti, scrive Asor Rosa, letterato però insomma la cui sintassi a volte lascia un po' a desiderare, sia detto con simpatia. Il Premier procede a balzelloni, scrive ancora Asor Rosa, come un improvvisatore che non è in grado di andare al di là di se stesso, con molti slogan, ma senza idee né programmi né cultura. Le politiche sociali sono ridotte a livello di mance ai poveri e agli indigenti e il patto politico riformatore con Berlusconi regge, tanto che è prevedibile, scrive Asor Rosa, che dopo il voto Berlusconi manifesti l'intenzione di tornare al governo con il nuovo centrodestra, e cioè anche con Renzi. Del resto, perché non dovrebbe accadere? L'orrido Grillo è peggio dei fascisti, il governo Renzi è il peggiore della storia, la lista Tsipras sembra guardare alle larghe intese col Movimento 5 Stelle e dunque, conclude Asor Rosa, non c'è da stupirsi che il non voto sia di gran lunga il primo partito. La gara a chi fa più schifo non ci appartiene, titola così il Manifesto
Il commento di Asor Rosa. Poi ci sono due commenti sulla performance televisiva porta a porta Grillo-Vespa. Un cortile per due è il titolo dell'editoriale firmato dalla direttora del manifesto Norma Rangeri. Ogni campagna elettorale gioca le sue carte decisive sul piccolo schermo. L'esito del 25 maggio è dentro la televisione. Chi sarebbe oggi Renzi senza l'asfissiante, interminabile replica delle sue apparizioni televisive? E di cosa discuteremmo senza le urla e lo sguardo allucinato di Grillo? E chi ha trasformato le elezioni europee più importanti degli ultimi anni in un referendum Grillo-Renzi, tutto giocato nel cortile di casa con qualche vago riferimento ai trattati europei da cambiare? Insomma, è stata la TV. Grillo Vespa l'altra sera. È andata in onda la sitcom Casa Vianello, commenta Rangeri, con Grillo Mondaini e Vespa Raimondo. Una moglie arrabbiata che parla, spiega, inveisce, e un marito che ostenta la sorda pazienza dell'indifferenza. Una collaudata commedia che ha fatto il pieno di teleelettori, 4 milioni e il 26% di share, con picchi fino al 33%, quando per solito Bruno Vespa ha circa 1 milione di telespettatori a quell'ora. Ne ha avuti 4 milioni invece l'altra sera, più di 2 milioni di ultra 55enni, dei quali 1,5 milioni ultra 65enni. Questo è il pubblico che Grillo voleva raggiungere andando da Vespa. Gli ascolti che Vespa, del resto, sognava. Un audience avanti con gli anni, commenta Norma Rangeri, ma abituata a seguire nell'ora tarda i delitti più efferati. E infatti Vespa, dopo un'ora di trasmissione con Grillo, ha salutato Beppe Grillo dando appuntamento ai telespettatori con "ci vediamo dopo la pubblicità con la ragazza sfregiata". Grillo avrà catturato qualche voto col suo collaudato numero dell'uno contro tutti, ma appena si è seduto sulla amena poltroncina bianca, il format ha preso il comando sull'illustre Castigamatti. La mia è una rabbia buona, ha detto Grillo, non sfascio vetrine, non meno poliziotti. Va bene, adesso bevi, non ti bagnare, rilassati, respira. Lo confortava il collaudato domatore Bruno Vespa, un cortile per due. L'altro commento sulla performance televisiva Grillo-Vespa è quello di Carlo Freccero, che simpatizza fortemente per Grillo e lo scrive: il duetto degli amici nemici. Abbiamo assistito lunedì a un evento, una cerimonia mediatica, alla fine è stato bravo Grillo, sostiene Carlo Freccero. Mentre verso il 25 maggio, titola ancora il quotidiano comunista a centro pagina, avanza l'estrema destra, la Francia in particolare a rischio shock. In Francia in pratica è dato come primo partito quello di Marine Le Pen, il Front National. A pochi giorni dalle elezioni europee, in Gran Bretagna le urne si apriranno già domani. In almeno 3 paesi del vecchio continente le destre populiste e anti-immigrati sono date in testa in tutti i sondaggi. Stiamo parlando di Londra, Parigi e l'Aia. Rispettivamente a Londra è in testa lo United Kingdom Independence Party, UKIP di Nigel Farage, il Front National di Marine Le Pen è in testa in Francia e il Party for the Freed, il Partito per la Libertà di Geert Wilders, in Olanda. Viaggiano tra il 20 e il 30% dei consensi, ma il fenomeno riguarda gran parte dei paesi dell'Unione Europea, scrive il manifesto, che alle nuove destre, così le definisce, dedica il primo piano. In almeno 3 paesi i partiti populisti tendenza xenofoba sono in testa nei sondaggi, in Inghilterra, in Francia, in Olanda. Il cuore nero d'Europa è il titolo del pezzo di Guido Caldiron. Nel futuro Parlamento un gruppo comune riunirà Le Pen, Wilders, Strache, rappresentante in Austria del partito fondato da Haider, Salvini, fiamminghi e svedesi, anti-euro, contro Bruxelles, intransigenti in tema di immigrati e di chiusura delle frontiere. In Austria la grossa coalizione è logorata, socialdemocratici e democristiani, e i figliocci di Haider guadagnano punti. L'FPÖ austriaco, dato al 21%, quasi alla pari con i socialdemocratici, e i popolari, fermi al 23%. Ma in Francia soprattutto c'è panico, perché il Front National di Marine Le Pen è in testa, socialisti ai minimi, e il partito di centrodestra, l'UMP, diviso, con i sovranisti di Debout la France e gli ultracattolici di Force V sarebbero al 28% quelli del Front National. A pochi giorni dal voto, scrive il manifesto,
Il panico comincia a emergere nei partiti di governo in Francia, nel Partito Socialista al potere e in seno all'UMP a destra. I sondaggi si susseguono, costantemente rivelano che molto probabilmente il 25 maggio sera il Front National di Marine Le Pen sarà il primo partito di Francia. Secondo l'ultima inchiesta Ipsos dovrebbe arrivare al 24%, superando l'UMP che si fermerebbe al 22%, mentre i socialisti sono dati molto dietro, intorno al 17%. E se ai voti del Front National si addizionano quelli di altri partiti di destra, in particolare Debout la France del sovranista Nicolas Dupont-Aignan e Force V dell'ultracattolica Christine Boutin, l'estrema destra arriva al 28%. Ora, parlare di estrema destra, a proposito del cittadino elettore francese, forse è esagerato. Certo, il dato, se fosse questo, è che un cittadino francese su 3 vota Marine Le Pen e dintorni. Al Quai d'Orsay, sottosegretariato agli affari europei, già temono i titoli dei grandi giornali di tutto il mondo all'indomani del voto. L'estrema destra raccoglierà molti voti anche altrove, ma la Francia, per l'importanza del paese, focalizzerà l'interesse mondiale. La presa di distanza dalla costruzione europea e l'euroscetticismo guadagnano terreno in Francia. Solo il 39% dei francesi giudica l'appartenenza della Francia all'Unione Europea una cosa buona. Il 19% pensa di essere solo francese, il 46% più francese che europeo. Solo il 32% si sente altrettanto francese che europeo. Come si è arrivati a questo punto in uno dei grandi paesi fondatori del progetto europeo? Così si domanda il manifesto, che dice: certo, c'è la crisi, la crescita zero, la disoccupazione che non cala, più di 3 milioni di persone senza lavoro in Francia, che salgono a 5 se si include chi ha lavorato qualche ora nell'ultimo mese. C'è la delusione provocata dalla mancata realizzazione delle promesse del presidente socialista Hollande, che aveva dichiarato il mio nemico è la finanza e assicurato che avrebbe cambiato le scelte di austerità europea, ma c'è qualcosa di più. All'origine, secondo il manifesto, c'è quello che i francesi considerano un non rispetto del loro voto, il tradimento del no al referendum sul Trattato Costituzionale Europeo del 2005, che poi si è tradotto nel voto soltanto parlamentare del Trattato di Lisbona del 2009, che riprende grosso modo tutti gli elementi del testo che i cittadini francesi respinsero nel 2005, perché i francesi dissero no alla cosiddetta Costituzione Europea con un referendum. Dopodiché, all'italiana, diciamo, è stata approvata la stessa cosa, respinta dai cittadini francesi sotto il nome di Trattato di Lisbona nel 2009, soltanto per via parlamentare, tagliando fuori il popolo. La campagna elettorale dell'estrema destra è partita proprio da qui e lo ha declinato questo tema su tutti gli aspetti. La mancanza di protezione da parte dell'Unione Europea, aperta ai venti gelidi della globalizzazione e della mondializzazione, che ha causato la disoccupazione di massa. Le frontiere che lasciano passare tutti, un allargamento che ha favorito l'invasione dei Rom, le regole assurde che colpiscono la produzione agricola, un'economia e una moneta costruite dalla Germania e per la Germania. Sì alla Francia, no a Bruxelles, dice lo slogan di Marine Le Pen. La Francia è bella, proteggiamola, ritroviamo la nostra sovranità anche monetaria, usciamo dall'euro per attenuare la politica di austerità contro gli euro-gagà, gli euro rincoglioniti di destra e di sinistra. Marine Le Pen non va al di là di questi slogan, non ne ha bisogno, anche perché è l'euroscetticismo che ha dato il là alla campagna di tutti in Francia. Così il manifesto, in questo interessante articolo a pagina 2. Dal manifesto passiamo all'Unità, che decide, intanto l'Unità è in crisi in questi giorni e da un punto di vista di lavoratori gli va soltanto solidarietà, naturalmente, a chi è in crisi, perché comunque una voce nel panorama della stampa è sempre una cosa buona, comunque a prescindere. C'è un comunicato del comitato di redazione in prima pagina: dal silenzio inquietante alle risposte reticenti, avevamo chiesto ai soci della NIE, che è la società editoriale che edita l'Unità,
chiarezza sul futuro del nostro giornale e dei suoi lavoratori. Niente di tutto questo è avvenuto, scrivono i redattori del quotidiano fondato da Antonio Gramsci nel 1924. La proprietà continua a giocare sulla pelle dei lavoratori dell'Unità. Il futuro del giornale è oggi più che mai a rischio. Se l'Unità è in edicola, scrivono i redattori, è solo per il senso di responsabilità e per l'amore verso questa testata di giornalisti e poligrafici che continuano a lavorare senza ricevere gli stipendi, scrivono i giornalisti del quotidiano L'Unità. Per la prima volta nella storia del nostro giornale siamo stati costretti a scioperare 3 volte in un mese. Una quarta giornata di sciopero è stata indetta per venerdì 30 maggio. Lo abbiamo fatto insieme allo sciopero delle firme che andrà avanti ad oltranza perché lo spettro della chiusura viene agitato da più parti. Lo abbiamo fatto per mettere tutti di fronte alla loro responsabilità, i soci della NIE, ma non soltanto, cioè gli editori, ma non solo. Al Partito Democratico, dal quale pure in questi giorni sono giunte parole di solidarietà, scrivono i redattori del comitato di redazione dell'Unità, al Partito Democratico diciamo che questo è il momento in cui deve dare prova concreta della asserita volontà di contribuire a garantire un futuro all'Unità. Non è più tempo di parole, non è più tempo di rinvii. L'11 febbraio abbiamo festeggiato i 90 anni del giornale fondato da Antonio Gramsci. Ci batteremo contro chiunque voglia celebrarne il funerale e andiamo in edicola solo per senso di responsabilità e amore verso la testata. Giornalisti e poligrafici continuano a lavorare senza ricevere gli stipendi, scrivono i giornalisti dell'Unità. C'è anche una testata, a voi che state ascoltando, credo molto vicina, che è nelle medesimissime condizioni, uguali a quelle dell'Unità. È una testata che sono sicuro voi conoscete molto bene, voi all'ascolto. Mentre l'Unità, sempre in prima pagina, apre, dicevamo, la sua prima pagina con un'intervista, è la stessa apertura tra l'altro del quotidiano nazionale, Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino, l'intervista al ministro dell'economia Padoan. Non si sa quanto proficua sia questa iniziativa editoriale e politica, a dire il vero, perché presentare a pochi giorni dal voto un'intervista al ministro dell'economia, nella fattispecie Padoan, può essere una mossa un pochino azzardata. Ad ogni modo l'intervista a Padoan è riassunta così in prima pagina sull'Unità: sul lavoro svolta in Europa, promette Padoan, adesso detto per inciso, svolta in Europa significherebbe mettere mano ai trattati europei, da Maastricht in avanti, che regolano tutta la faccenda della finanza pubblica, della cosiddetta austerità. Promettere una svolta in Europa adesso, 4 giorni dal voto, senza di considerare che i trattati si modificano con complicate procedure intergovernative, cioè tra i diversi governi dell'Unione Europea e dell'Eurozona, suona un pochino come una presa per il naso, diciamo così, dell'elettorato medio, da parte di tutti, da parte di chiunque lo dica. E comunque il ministro dell'economia lo sa benissimo che le cose non sono così, sul lavoro svolta in Europa. In ogni caso, è la priorità del semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, dice Padoan. Abbiamo evitato che in Italia la situazione peggiorasse, aggiunge il ministro dell'economia. Salario minimo, ottima idea, ma bisogna vedere il contesto. La prima domanda, come sapete l'Unità, come abbiamo letto, non mette le firme da qualche giorno a questa parte in segno di protesta, ma l'intervista si apre così. Ministro Padoan, cosa direbbe a un italiano magari disoccupato per convincerlo ad andare a votare alle europee? La domanda è interessante, vediamo come risponde il ministro dell'economia, Piercarlo Padoan. Molti dicono Padoan perché devono allontanare su di lui, da lui l'ombra di qualsiasi origine veneta, che peraltro è evidentissima. Si dice Padoan, come ha detto giustamente Gian Antonio Stella, è scritto sul Corriere della Sera. Però i ben parlanti dicono Padoan, per cui lo chiamiamo anche noi Padoan. Siamo anche noi sopraffatti dalla mentalità ben pensante e ben parlante e soprattutto cancellante qualsiasi tipo di radice che non piace alla gente che comanda. La radice veneta in quel caso qua è fuori luogo, tra l'altro è fuori luogo di fatto perché Padoan è romanissimo, ad ogni modo, oltre che romanista. Ad ogni modo, bando alle stupidaggini, la domanda è interessante. Cosa direbbe il ministro dell'economia a un italiano, magari disoccupato, per convincerlo ad andare a votare domenica?
Risponde Padoan, anzi, chiedo scusa, gli direi che ha ragione a essere preoccupato e spesso disperato, gli direi di aspettarsi di più dalla politica e gli direi che la politica che oggi è al governo vede nell'occupazione e nella crescita la priorità numero uno. Deve diventarlo anche per l'Europa, perché l'occupazione è la priorità che la presidenza italiana porterà nell'Unione Europea nella seconda metà dell'anno. Non è dato di sapere come si immagina la reazione, del cittadino magari disoccupato a queste parole. Il ministro dell'economia dice al disoccupato: hai ragione a essere preoccupato, hai ragione a essere spesso disperato. Devi aspettarti di più dalla politica. La politica che oggi è al governo vede nell'occupazione e nella crescita la priorità numero uno. Il disoccupato, tutto soddisfatto, stringe la mano al ministro dell'economia. Il ministro dell'economia, scrive ancora l'Unità, parla a pochi giorni dal voto di un'Europa ancora colpita dalla crisi, un continente in cui l'Italia marcia più lentamente degli altri. C'è una debolezza strutturale molto elevata, dice il ministro dell'economia in questa chiacchierata con il quotidiano L'Unità. Padoan, sottolinea, scrive ancora il quotidiano del Partito Democratico, gli errori passati e le opportunità future dell'Unione Europea, ma soprattutto indica una strada obbligata: crescita e occupazione. Questa è l'ossessione di oggi. Ma in che modo l'Italia porterà in Europa questi temi, crescita e occupazione? Risposta di Padoan, ricordando ai paesi europei, quindi anche a noi stessi, che da quando è cominciata la crisi l'Europa si è occupata del consolidamento fiscale che era necessario e si è occupata di acquistare la competitività soprattutto a sud. Si è occupata di costruire l'unione bancaria, ma si è occupata assai poco di crescita e lavoro, quindi deve rimettere la crescita e il lavoro al centro della sua azione. Per la verità la domanda era: ma come tu fai in modo che l'Europa metta al centro della propria preoccupazione la crescita, il lavoro e l'occupazione? In che modo? Cioè in che maniera? La risposta del ministro Padoan invece non ci dice in che modo l'Italia intende portare questi temi in Europa, eccetera, eccetera. Ci dice semplicemente che bisogna fare così. La crescita italiana nel primo trimestre 2014 è tornata in negativo, chiede ancora l'Unità, nonostante il fatto che sono stati messi in circolo 25 miliardi pagamenti pubblica amministrazione. Chi l'ha visto? Questa misura era considerata da Saccomanni strumento per la crescita. Questo dato sembra smentirlo. Cosa c'è che non funziona? Risponde il ministro dell'economia: naturalmente stiamo ancora verificando. Punto. Quello che ci sembra è che la crescita senza i pagamenti della pubblica amministrazione iniziati dal governo precedente sarebbe stata ancora più debole. Cioè accontentatevi del nulla che vi abbiamo dato. Purtroppo la debolezza strutturale dell'economia italiana è più elevata di quello che si pensava. Cioè noi pensavamo di essere nel Bengodi, nell'Eden, nell'Eldorado, e invece abbiamo scoperto che stiamo messi un pochino peggio dell'Eldorado, dice il ministro dell'economia. Queste misure stanno comunque compensando questa debolezza. So bene che alla fine sembra che non sia successo nulla, dice il ministro Padoan con l'accento sulla prima A, ma in realtà è successo qualcosa, cioè si è impedito che la situazione peggiorasse ancora. Questo testualmente, sto leggendo testualmente da pagina 2 dell'Unità di oggi. Cioè il ministro dice: ho capito che gli italiani dicono che non è successo nulla, si è visto nulla, non ha combinato nulla, l'economia va male. Però rendetevi conto, cari cittadini, che se non c'eravamo noi andava peggio. Cioè in pratica abbiamo impedito che la situazione peggiorasse ancora. Oggi ci sono dati positivi su fatturato e ordinativi, poi c'è la stima di crescita allo 0,8% indicata nel DEF. Poi il ministro dell'economia ha annunciato un pacchetto di misure per sostenere la crescita. Ecco, può essere più specifico, chiede l'Unità. Risponde il ministro Padoan: stiamo lavorando a misure in favore dell'attività produttiva, che saranno di natura finanziaria, di sostegno ai costi del fare impresa e eventualmente anche di natura fiscale.
Ricordo che nel decreto sugli 80 euro ci sono molte altre misure, per esempio l'abbattimento dell'IRAP per le imprese, pienamente coperto dalla tassazione sulle rendite finanziarie, sui conti correnti per esempio. Avrà effetto da luglio, ma siccome è strutturale riteniamo che le imprese ne facciano già conto e se le risorse lo consentiranno cercheremo di abbattere ulteriormente gli oneri delle imprese. Il pacchetto va valutato tenendo conto delle risorse che sono limitate. Come rispondere dicendo? Nulla. Il governo non è orientato a proseguire sulla strada della concertazione che pure ha consentito all'Italia di entrare nell'euro. Pensa che sia possibile restare nell'euro senza il contributo delle parti sociali? Risponde Padoan, per stare meglio nell'euro c'è bisogno di tutti. Bisogna fare in modo che le opportunità dell'euro siano sfruttate di più. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, questo richiede una grande opera di semplificazione. Questo è il senso del Jobs Act. Poi che è il Jobs Act? Qualcuno ha capito cos'è il Jobs Act? Una operazione che aggredisce i principali nodi del mercato del lavoro. Per ora il Jobs Act è il decreto Poletti, rimaneggiato in vario modo, ma ispirato al principio guardo nel cortile di casa mia, cioè le Coop in primo luogo, dalle quali Poletti proviene. Comunque bisogna facilitare l'accesso dei giovani al lavoro, dice il ministro Padoan. Bisogna muoversi verso un regime contrattuale più semplice, nel quale la retribuzione dei lavoratori sia sempre più legata alla produttività. Terzo pilastro, un uso più efficiente delle risorse di sostegno all'occupazione. Queste tre grandi misure sono quelle che spiegano perché in alcuni paesi dell'euro si crea più occupazione che da noi. In ogni caso, l'assenza di concertazione non vuol dire assenza di accordo, vuol dire che alla fine ciascuno prende le decisioni che gli competono. In Parlamento bisogna tenere il confronto, presto si discuterà la legge sul lavoro, in quella sede sarà possibile confrontarsi, in Parlamento le parti sono presenti attraverso i parlamentari, spesso in passato la concertazione ha prodotto accordi al ribasso, perché doveva esserci un accordo a tutti i costi. Quanto al fatto che in Parlamento ci siano anche le lobby, non ci sono solo le lobby, ci sono partiti che hanno a cuore l'interesse del Paese. Quanto al salario minimo, può essere un'ottima misura, dice il ministro dell'economia all'Unità, ma dipende dal livello a cui si fissa e in quale contesto si introduce. Può essere una misura per combattere la povertà, per dare un segnale all'andamento dei salari superiore al minimo. Ci sono situazioni in cui funziona, altre in cui non funziona. Si potrebbe discutere, ma andrebbe collocato in una riconsiderazione generale del contratto di lavoro. Il governo punta alla crescita col decreto 80 euro, ma domanda all'Unità: l'effetto espansivo non potrebbe essere vanificato dai tagli utilizzati per le coperture? È vero, risponde il ministro dell'economia, che i tagli di spesa hanno un effetto di contenimento della domanda, ma qui facciamo redistribuzione. Per esempio si aumentano le imposte sulle rendite e si tagliano le tasse su produzione e lavoro. In questo caso si ottiene più crescita e più occupazione, anche se in termini di finanza pubblica l'effetto è zero. In secondo luogo, siccome il finanziamento avverrà con tagli permanenti e credibili, questo aumenta la fiducia. Se c'è più fiducia a parità di reddito, si spende di più. Infine, sia il taglio IRPEF che IRAP costruiscono un taglio del cuneo fiscale. Questo aumenta la competitività delle imprese. Mettendo assieme queste cose, riteniamo che le misure vadano nella direzione giusta. Quanto allo spread, avevo già detto che i mercati possono cambiare atteggiamento repentinamente nei confronti di un paese ad alto debito come il nostro. Abbiamo una finestra di tempo per fare le riforme. Approfittiamone. Ultima domanda. In campagna elettorale si sente forte uno spirito antitedesco. Definirebbe la politica di Berlino ostile nei confronti dei partner? Risponde il ministro dell'economia: ritengo sbagliato pensare che l'Europa possa progredire se si innesca un meccanismo di contrapposizione tra paesi del sud e del nord. Ritengo sbagliato pensare ad alleanze contro la Germania. L'idea di alleanza implica l'idea di nemico. Se pensi che ci siano nemici, evidentemente non ti interessa l'Europa. Se ci sono nemici, tutti quanti perdiamo. Il grado di integrazione è così intenso che se ci mettiamo a fare guerre economiche usciamo male. Bisogna invece lavorare perché cambi l'agenda delle priorità.
La crescita e il lavoro interessano anche i tedeschi. Quanto al mercantilismo, i tedeschi hanno un surplus commerciale perché esportano molto, sono molto competitivi, hanno un sistema manifatturiero molto efficiente, ma anche perché investono troppo poco, un punto che dovrebbero correggere. E così si conclude la intervista al Ministro dell'Economia, con la quale si apre la prima pagina del quotidiano L'Unità. Vero? Lavoratore, magari disoccupato, all'ascolto, che sei soddisfatto e che domenica andrai nelle urne e voterai per il Partito Democratico dopo aver letto l'intervista al Ministro dell'Economia, che apre anche la prima pagina del quotidiano nazionale, Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino. L'Italia ripartirà, così dice Padoan nel riassunto del titolo di prima pagina del quotidiano nazionale. Il PIL in calo? Sono dati vecchi, non ci preoccupano, dice il Ministro dell'Economia. L'impavido Padoan, niente manovra, sorprese positive a fine anno. Quindi, cittadini, abbiate pazienza, intanto votateci, poi abbiate pazienza perché a fine anno vi arriva la sorpresina, il regalino di Natale. Padoan, non bada al PIL, si riparte, dice il Ministro dell'Economia. Possiamo correre come i tedeschi, sull'export siamo secondi solo a Berlino. Lo spread che sale, i mercati restano nervosi, possono reagire rapidamente quando aumenta l'incertezza, perciò avanti con le riforme. La Banca d'Inghilterra concede crediti alle banche a patto che a loro volta li concedano alle imprese. Così il paese cresce, dice il Ministro dell'Economia, intervistato dal quotidiano nazionale. L'Ocse dice che l'Italia è l'unico paese del G7 in cui il prodotto interno lordo va indietro. Non sono stime Ocse, risponde Padoan, ma il consuntivo dei dati prodotti dalle autorità statistiche nazionali che già conoscevamo. Niente di nuovo. Il fatto che non sia niente di nuovo certamente non induce peraltro a essere ottimisti, a essere felici. Se il PIL va indietro e l'Italia è l'unico paese del G7 in cui l'economia va indietro, non sono dati nuovi, si limita a dire Padoan. Le stime sul PIL sono in contraddizione con i dati Istat. I dati del PIL sono negativi, dice il ministro Padoan, anche perché riflettono un fattore statistico tipico dell'uscita dalle fasi di recessione. I dati industriali invece danno più indicazioni sul futuro. Prima di dire che le cose vanno male, bisogna aspettare di avere altre informazioni. Le informazioni sugli ordinativi delle aziende mi confortano. Più 2,8% su base annua. Non è male, vero? Dice Padoan. Riparte anche l'export e i paesi che più contano sull'export siamo noi e la Germania. La Germania sta già andando bene. Siamo il secondo esportatore manifatturiero. Mi auguro che seguiremo la strada della Germania. Le sorprese di fine anno saranno sorprese positive, dice il Ministro dell'Economia. Altri paesi sono cresciuti più di quanto ci si aspettava. Per Irlanda e Portogallo l'uscita dai piani della Troica è stata anticipata ed è solida. Le sorprese positive ci sono, siamo autorizzati a sperare che ci siano anche per noi. Nessuna manovra, rispetto al DEF non è successo nulla per cambiare programma. Lo spread, la finestra dei tassi bassi, l'ondata euroscettica. In Europa, dice il ministro Padoan, c'è molto disagio legato alla disoccupazione, ma un successo dei partiti euroscettici aumenterebbe l'incertezza economica, che peggiorerebbe anche l'andamento economico. Un voto euroscettico riflette il disagio sociale, ma rende la soluzione del disagio più difficile. Intanto i mercati aspettano le misure eccezionali della BCE, l'eventuale introduzione di misure straordinarie, cioè l'iniezione di liquidità di quattrino sul mercato, la spinta alla ripresa, la Gran Bretagna, Bruxelles. Quanto al rinvio del pagamento della Tasi, si fa chiarezza fra i contribuenti, perché c'era stato un momento di confusione, ma i comuni che rimangono a secco? Ci sono risorse del Fondo di Solidarietà Comunale, stiamo valutando se ripartirle, dice il Ministro dell'Economia. L'ANCI, l'Associazione dei Comuni, dice che servono 2 miliardi. È una cifra elevata, dice il Ministro dell'Economia, che passeggia per via 20 settembre e osserva la situazione. Si tratta di stabilire i criteri di ripartizione, stiamo lavorando. Come farà Renzi ad allentare il patto di stabilità per avviare i piani di edilizia scolastica? Domanda ancora
Il Quotidiano Nazionale risponde Padoan: abbiamo già stanziato 122 milioni all'anno in deroga al patto di stabilità per il 2014 e 122 per il 2015. Ora stiamo esaminando col presidente Renzi la riforma del patto di stabilità interno in modo da permettere ai comuni virtuosi di spendere di più, ai comuni meno virtuosi di spendere meglio. Vogliamo sbloccare non solo l'edilizia scolastica ma anche altri investimenti. Con ciò vi prometto abbiamo chiuso col ministro Padoan, però andava citato perché sono due interviste che aprono due prime pagine, quella dell'Unità e quella del Quotidiano Nazionale. Adesso, a proposito sempre di giornali di area politica, vediamo l'apertura del Giornale, poi vedremo Libero, Il Fatto Quotidiano e un altro giornale partito per definizione, La Repubblica. Ebbene, partiamo dal Giornale che apre con il volto oscuro di Beppe Grillo. Vi dico io chi è Grillo. A porta boom di ascolti, ma la superstite della strage provocata dal comico ricorda: in 30 anni mai una telefonata, un aiuto, un interessamento. Berlusconi intanto parla di dilettanti al governo e nel nuovo centrodestra ha arrestato un big del partito di Alfano. Per quanto riguarda la strage provocata da Beppe Grillo, ci si riferisce al famoso incidente nel quale persero la vita delle persone. Grillo era alla guida del fuoristrada e il Giornale oggi recupera la testimonianza della donna la cui famiglia la disgrazia accadde il 7 dicembre del 1981. Beppe Grillo era alla guida di una Chevrolet presso Limone Piemonte insieme ad amici. L'auto finì in un burrone. Il comico riuscì a salvarsi, ma causò la morte di Renzo Giberti, 45 anni, della moglie Rossana Quartapelle, 34, e del figlio Francesco, di 9 anni. La linea difensiva di Beppe Grillo convinse la Corte del Tribunale di Cuneo in primo grado di giudizio. L'imputato fu assolto con formula dubitativa, ma non quelle di appello e Cassazione, che si pronunciarono nell'85 e nell'88 sull'omicidio colposo plurimo. La sentenza definitiva della Cassazione scrive che la Corte ha individuato la colpa del Grillo nell'aver proseguito nella marcia malgrado l'avvistamento di una zona ghiacciata, mentre avrebbe avuto tutto lo spazio per arrestare la marcia, scendere, controllare o proseguire da solo. La Cassazione confermò per Grillo la condanna per omicidio colposo plurimo, già emessa dalla Corte d'Appello di Torino, a 1 anno e 2 mesi di reclusione con sospensione della patente di guida per eguale periodo di tempo, pena poi condonata. Beppe lo conosco bene, ha ucciso la mia famiglia e non ha chiesto scusa. La condanna del comico per omicidio è una ferita aperta. La figlia delle vittime sta ancora aspettando una telefonata da Beppe Grillo, scrive il Giornale, che riprende per la verità lo sfogo della figlia delle vittime con Vanity Fair. Qualche mese fa era uscito questo articolo. Il commento in prima pagina è quello di Alessandro Sallusti, il direttore del Giornale. A porta con Bruno Vespa, Grillo ha fatto un botto d'ascolti nella sua prima apparizione TV ufficiale da quando è in politica. In realtà il comico è in TV tutti i giorni, è sempre lì. Da Vespa ha cercato di mostrare un inedito volto rassicurante, ha tenuto a freno il linguaggio colorito e irriverente. Nella sostanza ha confermato una ricetta comunista, scrive Sallusti. Chiudere l'Expo, bloccare la costruzione degli aerei F-35, oltre 100.000 posti di lavoro in fumo, bloccare gli inceneritori, fermare il treno ad alta velocità, altre migliaia di disoccupati. Il futuro, le stampanti 3D. Oggetto ancora misterioso. Da domani tutti a fare fotocopie tridimensionali e via con la decrescita felice da lui tanto teorizzata. A me l'idea di finire nelle mani di un pazzo del genere mette paura, scrive il direttore de Il Giornale. Berlusconi gli ha ricordato il suo passato da evasore fiscale e la condanna per triplice omicidio colposo. Colposo e odioso per come è maturato. Si gettò dall'auto che stava precipitando in un burrone, lasciando al loro destino i 3 amici passeggeri, tra i quali un bimbo di 9 anni. Odioso anche per il seguito questo episodio, scrive Alessandro Sallusti. Ne sa qualcosa l'unica superstite di quella famiglia, Cristina Giberti, che allora, era l'81, si salvò soltanto perché non salì su quella macchina. In un'intervista pubblicata l'anno scorso da Vanity Fair, e che il Giornale oggi riporta,
La ragazza, diventata signora e madre, ruppe un silenzio durato 30 anni per dire a Grillo tutto il suo dolore su come il comico si comportò dopo l'incidente. In 30 anni non una telefonata, non un'offerta d'aiuto, non un interessamento, il rifiuto reiterato di raccontare ciò che accadde. Ci si può fidare di tanto cinismo? Conclude a questo punto Sallusti. Può guidare un paese un uomo che non ha il coraggio di guardare in faccia la figlia dei suoi cari amici morti per colpa sua? Io non ho dubbi, non ci si può e non ci si deve fidare. Gli uomini non cambiano. Ci sono quelli che hanno le palle e quelli che sparano palle. Grillo fa sicuramente parte della seconda categoria, scrive Sallusti. Il giornale poi mette in prima pagina la foto di Chiara Rizzo Matacena, scortata dalle forze dell'ordine come un boss della malavita, l'EDM trattata come Al Capone. Chiara Matacena estradata in Italia. Si scandalizza il giornale in prima pagina. Sempre dalla prima pagina, IMU e Tasi, sulla casa una doppia patrimoniale. E poi dal Vaticano 15 milioni di euro di prestito, il cardinale Bertone finisce nei guai rispetto allo IOR, la Banca Vaticana. Lo ha scritto il quotidiano tedesco Bild. Il tabloide tedesco rivela un'indagine interna del Vaticano, la Santa Sede ovviamente smentisce, Bertone nei guai per un, tra virgolette, prestito. Ha girato 15 milioni al produttore amico Bernabei, produttore della Lux Vide, imparentato anche con Gianni Minoli, il giornalista che dalla RAI è passato a Radio 24. La replica, l'operazione era stata approvata. Una nuova bufera sul cardinal Bertone, ex ministro degli esteri, segretario di Stato del Vaticano. Dopo la notizia relativa a un superattico ristrutturato con 700 e passa mila euro, e di cui il porporato piemontese dispone, ieri un altro fulmine su di lui. Sarebbero in corso accertamenti per malversazione a carico del cardinal Bertone, che avrebbe sottratto 15 milioni di euro dai conti bancari del Vaticano per darli alla Lux Vide, la società TV fondata dall'ex presidente RAI Ettore Bernabei, amico dello stesso porporato. Il prestito sarebbe avvenuto con l'opposizione della Banca Vaticana, lo IOR, ma su pressione di Tarcisio Bertone. Sempre poi dalla prima pagina del giornale, a proposito di vicende giudiziarie, il commento di Vittorio Feltri sul derby dei pubblici ministeri a Milano. Io tifo per Robledo, scrive Feltri. Tanta gente non ha capito il nocciolo della questione che sta lacerando i rapporti all'interno della Procura di Milano. Sono usciti articoli che hanno tentato di spiegare, ma sarà perché la materia è ostica per chi non la mastica professionalmente. Questi articoli non sono serviti all'opinione pubblica per farsi un'idea di quel che sta succedendo al Palazzo di Giustizia di Milano. Insomma, i cittadini non sono in grado di esprimere un parere. La domanda è: chi ha ragione? Alfredo Robledo, procuratore aggiunto, oppure Edmondo Bruti Liberati, procuratore capo? La risposta è difficile darla. Le sottigliezze formali riguardanti l'attività giudiziaria sono talmente lontane dalla mentalità di noi persone comuni da non consentirci di comprenderne il senso pratico. Ciò nonostante provo a cimentarmi in questa analisi, scrive Vittorio Feltri, che alla fine dice io tifo per Robledo, in estrema sintesi. Mentre sempre dalla prima pagina del giornale va citato anche il cucù di Marcello Veneziani, la rubrica a fondo pagina, il giro del mondo in 80 euro, è il titolo del pezzo di oggi. C'è una signorina, scrive Veneziani, alla quale gli 80 euro al mese promessi da Renzi, promessi poi tra l'altro non a tutti, a una certa determinata categoria che bisogna ancora capire chi sarà in busta paga praticamente, comunque al di là di questo, c'è una signorina alla quale gli 80 euro al mese promessi da Renzi hanno dato alla testa, scrive Marcello Veneziani. Si tratta di tale Pina Picerno, parlamentare del PD eurocandidata, che ripete ossessivamente una cosa, che gli altri chiacchierano, mentre noi diamo 80 euro. In ogni telegiornale c'è sempre lei che esprime come un mantra il suo concetto. 80 euro. Ho detto tutto, come diceva Totò. Suggerisco alla signorina Pina di non parlare più, ma di fare il segno aprendo una mano e l'altra con 3 dita, così raggiunge anche il target dei non udenti.
oppure mostri direttamente le banconote. Il concetto è chiaro. Fatti, non parole, come dice lei. Il suo ideale è cash. A volte la signorina Pina si spinge a spiegare come la vita cambierà con 80 euro e restò famosa la sua dimostrazione con gli scontrini che si può fare la spesa per 2 settimane con 80 euro giusti. Da allora la gente, rincuorata, accende mutui per la casa e ceri alla Madonna, fa figli e va in vacanza. Il giro del mondo in 80 euro. E se ironizzi sugli 80 euro, lei ti accusa di guadagnare come un porco. Tramandano i biografi, conclude Marcello Veneziani, che Pina 80 è nata ovviamente negli anni 80, è esperta di marketing e si è laureata con una tesi sul linguaggio cirilliaco di De Mita. Poi gli 80 euro l'hanno folgorata e da allora ha preso i voti della Conad. Dopo le elezioni, conclude Veneziani, dovrà curarsi tipo metadone. Prima una dose da 40, poi da 20 euro. E infine guarirà dall'eurodipendenza. 80 fede, conclude Marcello Veneziani. Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per... Buongiorno dal Centro Geofisico Prealpino, vi parla Alberto Milani.
Un promontorio di alta pressione si espande dal Nord Africa fino all'Italia meridionale, rallentando l'arrivo sul Nord Italia di perturbazioni atlantiche sospinte da un vortice depressionario sul Golfo di Biscaglia. Domani e venerdì l'arrivo di aria più umida da sud-ovest porterà instabilità con possibili rovesci e temporali. Le previsioni per oggi mercoledì: generalmente soleggiato, al mattino qualche innocuo passaggio nuvoloso sulla pianura e le prealpi. Nel pomeriggio formazione di cumuli lungo i rilievi all'ovest. In serata non è escluso qualche breve e isolato rovescio tra Ossola, Verbano e Lario. Domani giovedì, al mattino sereno e ben soleggiato all'est, più nuvoloso con qualche possibile pioggia su Varesotto, Comasco, Milanese e Pavese. Nel pomeriggio ovunque più nuvoloso con possibili isolati rovesci soprattutto lungo i rilievi. Venerdì nuvoloso con piogge sparse a carattere di rovescio o temporale. A tratti qualche occhiata di sole e dal tardo pomeriggio schiarite più ampie. La tendenza per sabato e domenica: sereno, soleggiato e caldo, con solo qualche cumulo pomeridiano lungo i rilievi. Con questo concludo, auguro a tutti una buona giornata. Allora, in questo primo giro di giornali di partito o più politicamente schierati, torniamo al giornale brevemente. In pagina 2 c'è il Berlusconi che travolge il Grillo, assassino ed evasore, le accuse di Berlusconi, e lo sfida in diretta TV. Troppa gente non capisce la sua pericolosità, dice Berlusconi. Porterò testimoni dei 3 miliardi che Grillo ha incassato in nero. Le regole della democrazia sono fuori dalla porta, dice Berlusconi. Sull'Ucraina il mio amico Putin ha assolutamente ragione. Nuovo centrodestra, penso che arriverà al quorum, ma non sono né nuovi né destra. Sono la stampella di Renzi, dice Berlusconi. In casa di Forza Italia la svolta nell'organigramma. Bondi lascia, arriva Maria Rosaria Rossi, la senatrice sarà amministratore straordinario, mentre Bondi dice resto fedele a Berlusconi. Poi c'è il piano di Berlusconi per blindare il partito e tornare al voto nel 2015, la nomina della Rossi un segnale alla fronda, e dopo il voto la promozione di Toti, l'ex direttore di Rete 4, il TG di Rete 4. L'attacco al comico deciso a tavolino perché devono capire chi è, dice Berlusconi. Intanto riapre l'officina per riunire il centrodestra, secondo il giornale. Un summit tra esponenti di Forza Italia
nuovo centrodestra, Lega e Fratelli d'Italia, al centro il futuro dell'Unione Europea. Mentre Beppe, lo conosco bene, ha ucciso la mia famiglia, questo l'abbiamo già visto, il boom di ascolti nel salotto televisivo di Vespa per il talebano anti-grandi opere, e poi c'è un'altra contraddizione nel Movimento 5 Stelle, colta dal giornale. Beppe Grillo si finge animalista, ma tiene nel movimento una senatrice pro-vivisezione, la senatrice Elena Fattori, favorevole alla sperimentazione sulle cavie, mentre Renzi corre il Giro d'Italia per restare a Palazzo Chigi, a Milano, Bergamo e Bari in 12 ore con interviste a Canale 5 e La 7, attacca Grillo e la sinistra con la puzza al naso, promette nel 2015 80 euro anche ai pensionati. Ha promesso Renzi, che trasforma le europee in un referendum su di sé. Intanto in campagna manette al presidente del nuovo centrodestra, alla guida del Consiglio regionale candidato alle europee, Paolo Romano. La gaffe di Alfano, scrive il giornale. Era meglio arrestarlo dopo il voto, ha detto il ministro dell'Interno. Con la Tasi e l'IMU sul mattone, una doppia patrimoniale, titola ancora il giornale. La gran parte delle entrate fiscali sugli immobili proviene ancora dall'imposta, data per abolita a più riprese. E poi c'è la prova, Greganti, il compagno G, al Senato. La cupola degli appalti, Frigerio Greganti, voleva oltre 2 milioni. Dice la procura sul compagno G, mai pedinato, ma intercettato fuori dal Senato. E l'ex UDC Cattozzo, interrogato, svela le tangenti per gli appalti. Luigi Grillo sapeva tutto. L'ex senatore di Forza Italia passato con Alfano. E infine, sempre dal giornale di oggi, a pagina 14, alla Lega è vietato contestare sotto casa Fornero. In un articolo molto duro su La Stampa di Torino di Cesare Martinetti sono stati tacciati di squadristi violenti per una manifestazione del tutto pacifica sotto casa di Elsa Fornero a Torino, in realtà nel Canavese. Il segretario della Lega Nord Salvini viene definito dal quotidiano torinese un ducetto e la manifestazione una violenza che supera i limiti anche della più cruda contestazione, perché colpisce lo spazio privato. Ce n'è anche per Roberto Cota, che sarà davvero ricordato soltanto per le mutande verdi, scrive La Stampa di ieri. Il presidente uscente della regione Piemonte risponde per le rime. Per far cadere il governo regionale, dice Cota, e piazzare gli amici e gli amici degli amici, c'è stata una ignobile e infame campagna mediatica condotta nei miei confronti. Non serve spiegare che non è neanche ipotizzabile che una persona quale il sottoscritto, che si è dimezzata l'indennità, che versa volontariamente migliaia di euro al proprio partito, che ha donato migliaia di euro alla regione, abbia potuto volersi appropriare dell'importo di 30 euro. Non serve neanche spiegare che non si trattava di mutande e che l'importo era stato versato dal sottoscritto prima dell'avviso di garanzia e ha riguardato quasi tutti i consiglieri regionali. Inutile anche dire che certi giornali dovrebbero loro vergognarsi, dice Cota. Lasciamo il giornale con due segnalazioni dalla pagina degli esteri. L'articolo di Noam Benjamin sulla lobby tedesca che controlla gli Stati Uniti, Germania sempre più über alles, le esportazioni da Berlino a Washington a livello record, merito anche dell'attività di convincimento a suon di milioni, la lobby tedesca che controlla gli Stati Uniti, secondo il giornale, mentre parte da Londra l'urlo anti-Europa, gli euroscettici di Nigel Farage in vantaggio. Per la prima volta da quasi un secolo potrebbe vincere un outsider. Gli inglesi saranno i primi, domenica votano tutti gli altri. Record di consensi per Farage nella classe operaia che si sente dimenticata. Infine, sempre dal giornale di oggi, tornando all'Italia, Napoli, per la precisione, sequestrata un'agenzia di spettacolo, cantanti, cabaret e TV, ecco come la camorra lava il denaro sporco. Arrestati padre e figlio, titolari della società Music Live, tra gli artisti della loro scuderia, tutti ignari, celebri volti dello spettacolo, reinvestiti i proventi del traffico di droga e di estorsione, scrive Carmine Spadafora. La camorra investiva il denaro ricavato da estorsioni e traffico di droga in spettacoli e in un'agenzia, la Music Live, che gestiva cantanti del genere neomelodico e cabarettisti. Alcuni di questi artisti, il clan dell'area vesuviana di Gioia, attivo a Torre del Greco, a volte li voleva per sé, ingaggiandoli in sontuose feste di famiglia per battesimi, matrimoni, cresime o compleanni. Sulla cosca e sugli impresari sono piombati gli inquirenti dell'antimafia.
Lasciamo il giornale e andiamo a vedere Libero come la mette in prima pagina. Dove si paga la Tasi a giugno? L'elenco di 1076 comuni i cui cittadini pagheranno la Tasi a giugno, gli altri tanto la pagano a settembre e a dicembre, è sempre la somma che fa il totale. In ogni caso in migliaia di centri il versamento è rinviato a settembre, ma il caos continua, in arrivo una pioggia di ricorsi perché lo slittamento viola il principio costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Poi c'è sempre in prima pagina su Libero l'analisi del direttore Maurizio Belpietro su tutte le battute e le balle di Beppe Grillo, il furbo show dell'ex comico con Bruno Vespa. Grillo a porta ha smorzato i toni cercando di apparire uno che non farebbe male a una mosca e quindi nemmeno a un Vespa, come ha commentato Marco Travaglio, e però l'uomo ha detto anche alcune cose che all'elettore moderato dovrebbero far rizzare le antenne. Prima cosa, il processo alla classe dirigente di questo paese. Che gli italiani siano vittime di errori di una classe politica è fuori dubbio. Non si accumula il terzo debito pubblico al mondo per caso. Se siamo indebitati è perché per anni abbiamo speso allegramente, ora siamo alle strette, ma a portarci sull'orlo della bancarotta non ha contribuito solo il gruppo dirigente attuale, bensì quelli degli ultimi 50 anni. I super stipendi dei manager, brevi pensioni e via dicendo. Che senso ha dunque sbattere ora in galera i politici, quelli rimasti, se si risparmiano i padri della patria, i quali, al contrario, nonostante incassassero buste mensili da 100 milioni a botta, vengono celebrati come difensori della Costituzione? In sostanza, scrive Belpietro, le battute di Beppe fanno ridere, ma ci seppelliranno. Il comico, più che per la minaccia di mandare tutti in galera, fa paura per le ricette che propone, fermare la TAV e l'Expo, o garantire il reddito minimo, un modo sicuro per affossare l'Italia. Sempre in primo piano poi su Libero, l'appunto di Filippo Facci intitolato Coscienza a 5 Stelle su Giuseppe Piero Grillo, che non la nasconde la storia del suo omicidio colposo, si limita a non parlarne. Di fatto una sua sciocchezza 33 anni fa ha cancellato una famiglia, scrive Facci, ed erano suoi amici, coi loro bambini che lui aveva visto crescere. Si è fatto 3 processi in 3 gradi di giudizio, ha sborsato 600 milioni all'orfana superstite. Le sentenze spiegano che fu un incosciente e noi non vogliamo né possiamo immaginare come viva questa cosa con se stesso. Lui ora è un personaggio notissimo scaraventatosi in politica, dunque è normale che questa storia emerga e riemerga sotto elezioni. Ma noi non lo pensiamo, sarà anche normale, ma non ci piace, scrive Facci. Noi pensiamo che Grillo debba risponderne alla propria coscienza, non a Berlusconi o ai giornalisti, ma il punto è questo, lo pensa anche Grillo. Noi pensiamo che esista e resista un diritto all'oblio, non tanto quello codificato dalla giurisprudenza, ma il diritto di gestirsi moralmente una volta pagato il conto con la giustizia. Ma Grillo lo pensa. Noi pensiamo che esista ancora una dimensione personale che separa il pubblico dal privato. È una linea sottilissima, ma c'è. Dovrebbe esserci ancora, perché perfino se ci si chiama Beppe Grillo e perfino se si passa la vita a giudicare gli altri, bisogna distinguere il pubblico dal privato. Ma Grillo lo pensa, il suo movimento lo pensa, il suo blog lo pensa, i suoi amici giornalisti lo pensano e lo praticano. Così Filippo Facci. Su Libero, sempre su Libero, il pasticcio sul lavoro, sbagliato il decreto Poletti, gli imprenditori puniti 2 volte, scrive in prima pagina Alessandro Giorgiutti, oltre alla multa per chi sfrutta i precari resta l'obbligo di assumerli, non hanno abrogato la vecchia regola. E per concludere c'è ancora il direttore Maurizio Belpietro che propone qualche dubbio sugli arresti dell'Expo, una lettera, 2 intercettazioni, una domanda. Dove sono le prove? Quella che leggete qui sotto, scrive Maurizio Belpietro, è la lettera che mi ha inviato l'ex senatore Luigi Grillo, arrestato qualche giorno fa. Si tratta di una corrispondenza personale che nelle intenzioni dell'ex senatore sarebbe dovuta rimanere riservata. Tuttavia, nonostante non fosse destinata alla pubblicazione, dopo averla letta ho pensato che il suo contenuto dovesse in qualche modo essere diffuso. Avessi potuto avrei interpellato Grillo, il senatore, in questo caso Luigi Grillo, chiedendogli l'autorizzazione, ma in questi giorni l'esponente politico ligure è impossibilitato a rispondere perché si trova in carcere con l'accusa di aver fatto parte della cupola che governava gli appalti Expo.
Delle accuse che gli vengono rivolte tratta la lettera, che dunque è di estrema attualità. Luigi Grillo scrive dal carcere di Opera: non ho mai preso soldi e nelle intercettazioni pubblicate finora si limitava a segnalare senza esito un manager secondo lui capace. Insomma, dove sono le prove? Non mi sono mai occupato degli appalti di Expo 2015, scrive l'ex senatore Grillo, e non ho fatto affari con nessuno degli indagati. Frigerio mi coinvolge senza motivo. Ovviamente non conosco le carte dell'inchiesta, mette ancora per iscritto, dopo aver pubblicato la lettera, Maurizio Belpietro, però una cosa mi ha colpito ed è alla base della pubblicazione di questa lettera. Sotto il titolo "La cupola premeva per le nomine, tutte le telefonate di Grillo", ieri il Corriere parlava delle intercettazioni telefoniche a carico dell'ex senatore. Tra le conversazioni un paio portate ad esempio. Ma le prove dove sono? Questa è la domanda che pone in sostanza Belpietro. Lasciamo libero e andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, che apre, ed è un'altra delle cose del giorno, con una lunghissima intervista di Marco Travaglio a Gianroberto Casaleggio. Piano inglese per Letta e Napolitano bis è la denuncia. Era già venuta fuori questa storia, ne aveva parlato lo stesso Grillo. 6 giorni prima delle presidenziali, racconta il cofondatore del Movimento 5 Stelle al Fatto Quotidiano, a Marco Travaglio, l'ambasciata britannica chiese a me e a Grillo cosa pensassimo della rielezione del presidente e tentò di farci incontrare il futuro premier Enrico Letta. Io e Beppe potremmo fare i ministri, dice Casaleggio in questa lunghissima intervista a Marco Travaglio. Se vinciamo, io e Grillo pronti a fare i ministri. 2 ore ha passato Marco Travaglio con il guru Casaleggio. 2 ore dedicate ai rapporti con Beppe Grillo. Non litighiamo quasi mai, dice Casaleggio. Il futuro nel movimento, resteremo fino a quando è necessario. I rapporti con Bersani, le accuse di affarismo. Ci sto rimettendo soldi, dice invece Casaleggio. Il programma, pagamento debiti dello Stato in 60 giorni. L'abbiamo già sentita. Diminuzione della tassazione sul reddito di impresa con adeguamento alla media europea. Defiscalizzazione degli investimenti. Chiusura di Equitalia. Sconti per assunzioni dei giovani under 35, diminuzione dell'IRAP. Il 10 aprile 2013, una settimana prima delle elezioni presidenziali, con Beppe siamo all'ambasciata inglese. Al piano di sotto c'era Letta. L'ambasciatore ci chiede: che dite della rielezione di Napolitano? E 2 settimane dopo, ecco il Napolitano bis e Letta premier. Naturalmente adesso non possiamo leggere tutta l'intervista, che occupa densa le pagine 4 e 5 del Fatto Quotidiano, ma questa è la sintesi che fa il Fatto stesso, con il sommari a pagina 4 e a pagina 5. Era il 10 aprile 2013, una settimana prima delle presidenziali, racconta Gianroberto Casaleggio. Eravamo Grillo, io e 2 nostri collaboratori all'ambasciata inglese. Probabilmente sono stati chiamati o comunque chissà per quale altro motivo erano lì. Ad ogni modo l'ambasciatore ci chiese di incontrare Enrico Letta, allora vice segretario del PD, che aspettava in un'altra stanza. Siccome rifiutammo, ci fecero salire al pian di sopra da una scala di servizio per pranzare con alcuni addetti dell'ambasciata, mentre l'ambasciatore restò a pranzo al piano di sotto con Enrico Letta. A un certo punto l'ambasciatore, o il suo braccio destro, ci domandò: che ne pensate della rielezione di Napolitano? Il commento in prima pagina sul Fatto Quotidiano, La rabbia e la paura, è firmato da Antonio Padellaro e parte dal confronto Grillo-Vespa. Davanti alla TV c'erano elettori incerti. Quanti ne avrà portati Grillo dalla sua? Ma chi parla di mal di pancia da parte dei cittadini italiani fa finta di non capire cosa bolle nella profondità di questa nazione, scrive il direttore del Fatto Quotidiano Padellaro. Negli strati sociali massacrati dalla crisi, che non credono più a una parola della politica tradizionale o nei compromessi. O noi o loro. Quel rancore rappresenta il propellente di un movimento, 5 Stelle, che alle ultime elezioni ha raccolto quasi 9 milioni di voti e non ha tutti i torti il capo, Grillo, a dire che senza il frangiflutti grillino la protesta avrebbe potuto esondare in violenza di massa. Poi ci sono quelli che pensano di votare Grillo per dare un ultimo segnale all'immobilismo delle classi dirigenti, ma che lo faranno nel segreto dell'urna, perché sotto sotto sentono che esiste un rischio nel lasciare troppo spazio a un fenomeno incontrollabile. È la paura su cui punta Renzi,
convinto che il limite dei 5 Stelle sia nella loro stessa forza dirompente, che non ha altro programma di governo se non la conquista stessa del governo. Il Premier sa benissimo, conclude Padellaro, che la sua vittoria è affidata al timore dell'avversario e dell'ignoto che suscita l'avversario, più che agli 80 euro o agli annunci di mirabolanti riforme. La rabbia e la paura. Mai elezioni furono più emotive. A centro pagina invece abbiamo l'inchiesta su Scajola, dossier, minacce e pedinamenti, tutti i segreti di Scajola in love, innamorato. I magistrati innamorato della moglie di Matacena, Chiara Rizzo. I magistrati di Reggio Calabria dicono che Scajola era completamente asservito a questa donna. Nelle carte della procura la rete di Scajola. Chiara Rizzo, estradata ieri, lo faceva impazzire e lui ordinava: mandatemi un report su di lei. La paura che rivelasse affari riservati con Billet all'Orco. L'Orco sarebbe per i PM Francesco Bellavista Caltagirone, con cui la donna aveva una relazione extraconiugale, la Chiara Rizzo con Francesco Bellavista Caltagirone, a pagina 6 e 7. Tutti i dettagli. Scajola, tutto amore e dossier. Storia di affari, potere, costruttori, faccendieri, con la pedinatrice, nome in codice Spino. Infine, sempre dal Fatto Quotidiano, noi della cupola abbiamo chiesto mazzette per oltre 2 milioni, Profondo Expo, titola il Fatto. E poi una notizia curiosa: il Partito Democratico è in buone mani, si imbarca Schettino, proprio lui, il comandante della Costa Concordia, che si è sfracellata contro lo scoglio del Giglio. A meta di Sorrento, anzi, l'ex comandante, Meta è una cittadina, un paese della provincia di Napoli, l'ex comandante del naufragio della Concordia sta facendo campagna elettorale per il sindaco PD e ha stretto le mani a Bubbico, l'ex presidente della Basilicata divenuto sottosegretario agli interni, e a Del Basso De Caro, un altro esponente di primo piano del PD campano. Insomma, Schettino sta facendo campagna elettorale per il Partito Democratico. Il PD è in buone mani, titola il Fatto Quotidiano. Per concludere, da segnalare anche il pezzo di Giorgio Meletti, come sempre interessante, in tema di economia e finanza, sulle 1000 poltrone della premiata ditta, famiglia bresciana, anzi, Bazzoli e Gitti. Si può capire la profonda sorpresa di Giovanni Bazzoli, che si trova a 81 anni indagato e perquisito perché magistratura e Consob hanno deciso di vedere chiaro nelle sue tecniche di esercizio del potere finanziario. Ma soprattutto Meletti analizza le 1000 poltrone della premiata famiglia Bazzoli e Gitti. Per anni il presidente di Intesa Bazzoli si è costruito la fama di ascetico padre nobile della sinistra, ma l'inchiesta su UBI Banca rivela la sua rete di potere. La figlia Francesca doveva prendere il suo posto nel CDA, si è dovuta limitare a una serie di poltrone nelle società controllate. Suo marito, il superavvocato e deputato di Scelta Civica Gregorio Gitti, è sempre coinvolto nelle operazioni più importanti. A pagina 11 la lettura si consiglia del pezzo di Giorgio Meletti. Ma lasciamo il Fatto e andiamo all'altro giornale partito per eccellenza da decenni, Repubblica. Renzi sfida Grillo, vincerò il derby e il governo non rischia, dice il Premier. Il leader del Movimento 5 Stelle dopo il boom in TV commenta: ultimi giorni di Pompei, Berlusconi lo attacca, è un evasore e un assassino. E se lo spread risale, dice Matteo Renzi al quotidiano La Repubblica, è colpa di Beppe Grillo. Lo spread sta risalendo per colpa di Beppe, dice Matteo Renzi. Il retroscena svelato da Goffredo De Marchis. Solo noi possiamo salvare il paese, è il messaggio che Renzi affida a Repubblica. Anche Enrico Letta scende in campo e dice che i grillini vanno fermati, dice l'ex premier. Repubblica poi intervista anche Emanuele Macaluso, che è stato senatore del Partito Comunista Italiano, direttore dell'Unità, amico storico del presidente Napolitano. Niente sorpasso da parte di Beppe Grillo e comunque Giorgio non si dimetterà, annuncia il suo amico Macaluso. Attaccano il Quirinale perché è l'unica istituzione il cui prestigio è rimasto intatto grazie a Napolitano. Dopo la pubblicità vediamo gli altri quotidiani e in particolare un paio di analisi interessanti su Italia Oggi, quella del direttore Pierluigi Magnaschi e quella di Riccardo Ruggeri,
che peraltro avremo con noi per un po' di tempo alle 10:40, proprio per dare uno sguardo all'attualità, partendo dal suo articolo di oggi, che in tema di Europa e voto per le europee ci porta un attimo in Svizzera. La Svizzera fa pur sempre parte dell'Europa, non dell'Europa istituzionale politica ovviamente, ma qua a due passi tra l'altro da dove stiamo trasmettendo, ma è uno dei paesi che meno si prendono a riferimento. Invece la Svizzera ce l'abbiamo alle porte, scrive Riccardo Ruggeri, e non sarebbe male dare un'occhiata a come funziona e soprattutto cercare di copiare dalla Svizzera ciò che ci servirebbe. Comunque, dopo la pubblicità vediamo tutti gli altri quotidiani e, come vi dicevo, anche in particolare due analisi stimolanti, quelle di Pierluigi Magnaschi e quella di Riccardo Ruggeri su Italia Oggi. Paolo, ho trovato l'asilo che cerco. Pro 22.
Torniamo brevemente allora a Repubblica per segnalare il reportage in prima pagina di Bernardo Valli dalla Francia, che ormai è una certezza, vedrà la vittoria di Marine Le Pen. Nel Far West della collera francese, si intitola il pezzo in prima pagina. Questo è il piccolo teatro di una grande svolta politica. Qui il proletariato si è espresso votando per l'estrema destra. Siamo a Hénin-Beaumont. È una cittadina del bacino minerario in disuso del nord della Francia, da cui parte il reportage di Bernardo Valli, nel Far West della Francia, dove la destra ha già vinto. Hénin-Beaumont una volta era una roccaforte di sinistra, ora è la culla del terremoto populista d'Europa, città simbolo del travaso di voti della sinistra inghiottiti da Marine Le Pen. Qui il Front National ha scippato ai progressisti i temi, la rabbia e i valori. Ormai solo noi rappresentiamo il proletariato. Questa antica parola novecentesca uscita praticamente negli ultimi decenni, negli ultimi 2 decenni dal lessico della politica, ma non dalla realtà. Mentre sempre la Repubblica si occupa in prima pagina dei manager pubblici, in 10 anni 360 milioni di stipendi, e poi sempre da Repubblica in primo piano l'arresto del candidato del nuovo centrodestra che voleva pilotare la sanità, con l'intervista all'ex ministro e rappresentante del partito di Alfano Quagliariello: cacceremo dal partito quelli che commettono reati. A pagina 9 di Repubblica invece la guerra in procura a Milano, il caso Robledo e scontro anche al Consiglio Superiore della Magistratura. Albertoni, Lega Nord, componente CSM, si dimette dalla 7ª commissione, slittano le decisioni del Consiglio Superiore. Dopo l'esposto contro Bruti, il capo della Procura di Milano, il PM del caso Expo, ovvero Robledo, chiese al GIP di accelerare la scelta sugli arresti. Al centro della querel la richiesta dei magistrati di destra, scrive Repubblica, di tenere ancora aperta l'istruttoria, ma Vietti promette una chiusura rapida. E sempre da Repubblica, pagina 13, le cose di Forza Italia, la Rossi tesoriere, Forza Italia in rivolta, e la sfida d'Abruzzo, dove il disinvolto sindaco di Pescara del PD, Giuseppe Luciano D'Alfonso, ha fatto salire sul camion del Partito Democratico un sacco di gente proveniente dal PDL. Il candidato democratico dice: sono uscito indenne da 9 processi. Non è del tutto vero, perché alcuni sono aperti. Ad ogni modo ha imbarcato un sacco di gente di centrodestra, è il candidato presidente del PD in Abruzzo. E a pagina 16 di Repubblica si parla invece di Nigeria, nel silenzio dominato dalla campagna elettorale il quadro generale, però qui ci sono stati altri 200 morti per mano del gruppo islamista Boko Haram. I terroristi islamici hanno fatto esplodere 2 autobomba nel mercato di Jos, al confine delle province cristiane della Nigeria. È la loro risposta dopo il ripudio di Al-Qaeda e le accuse dell'Occidente per le 300 studentesse rapite. E infine, sempre da Repubblica, pagina 29, pagina delle lettere e dei commenti, il triplice intervento di Giorgio Napolitano, Joachim Gauck e Bronislaw Komorowski, presidenti della Repubblica italiana, tedesca e polacca: perché votare per l'Europa? Trovate lo stesso appello anche sul Corriere della Sera. Corriere della Sera che in prima pagina mette l'editoriale di Luigi Uffeddu e Danilo Taino su una campagna elettorale vergognosa. Liti da cortile in Italia, l'Europa è dimenticata, si rammaricano i 2 editorialisti. Mentre Renzi lancia, attraverso il Corriere della Sera oltre che Repubblica, un'altra operazione, l'operazione Argo, la chiama lui, dal film ovviamente, non dagli Argonauti. Riprendo gli elettori del PD. Io e Filippo, dice al Corriere il Premier, l'abbiamo chiamata operazione Argo, come il film. Racconta al telefono Matteo Renzi: Filippo sarebbe Sensi, il portavoce, lo spin doctor e molto altro del Presidente del Consiglio. Una vera macchina da guerra, scrive Maria Teresa Meli. E l'iniziativa, che prende il nome dalla pellicola diretta e interpretata da Ben Affleck, consiste nel mandare al sud e in Sicilia 3 ministri che fanno presa, dice Renzi: Maria Elena Boschi, Giuliano Poletti e Graziano Del Rio, che si occupa dei fondi europei. E poi ci sono io, racconta Renzi, che mi sto sbattendo come un pazzo. Mi stanco ma mi diverto e sono convinto che ne usciremo bene. Così Renzi dice
al Corriere della Sera. Dunque, commenta Maria Teresa Meli, la missione che si è prefisso il Presidente del Consiglio è quella di riportare al voto gli indecisi, sul modello delle campagne elettorali americane, o per usare un linguaggio più consono al film Argo, riportare a casa i democratici che non ci stavano più. Ce la farà? Non ci sarà il sorpasso, anzi lo faremo noi, dice Renzi. So bene che le piazze non equivalgono ai voti, ma rivedo la gente che si interessa, il partito che si muove. La giornata di ieri di Renzi a Bergamo ieri alle 13, a sostegno del candidato sindaco Giorgio Gori, che fu il suo spin doctor, appunto. Prima a Cologno Monzese aveva registrato l'intervista a Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso, poi è andato a Bari per il candidato sindaco De Caro. In piazza non è mancato il momento dei selfie, le foto che ci si autoscatta. E sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, Scajola sapeva che Biagi era in pericolo. Marco Biagi, tra le centinaia di carte trovate dalla Finanza nell'archivio di Scajola, affidato al suo segretario e a un agente segreto, non c'erano solo documenti classificati, atti riservati, appunti sulle vicende che hanno segnato il suo incarico di ministro dell'Interno, ma anche la storia giudiziaria degli ultimi anni, da Tangentopoli alle Brigate Rosse. In particolare c'erano anche scritti che svelerebbero un ruolo ben diverso da quello finora emerso nelle indagini sulla mancata scorta al professor Marco Biagi. Nel fascicolo trasmesso dalla Procura di Roma a quella di Bologna ci sarebbe la lettera di un politico vicino a Marco Biagi spedita al Ministero dell'Interno, Scajola, pochi giorni prima dell'attentato delle Brigate Rosse a Marco Biagi, 19 marzo 2002. Una lettera per l'assegnazione della protezione dove si evidenziava la serietà della minaccia. La lettera risulterebbe vistata da Scajola, che invece ha sempre sostenuto di non essere mai stato informato del reale pericolo per Marco Biagi. Infine, sempre da Corriere della Sera in prima pagina, il caso Telecom, archiviazione per Tronchetti Provera sul Brasile, questa è la decisione del giudice. Per il giudice la ricostruzione è carente e cade l'accusa di corruzione nei confronti di Tronchetti Provera. Velocissimamente dal Corriere della Sera c'è da segnalare anche a pagina 4 l'intervista a Bruno Vespa, che è entusiasta. Beppe cercava i voti del PD, dietro le quinte scherzava, ha imitato il nostro vecchio direttore generale Biagio Agnes. È stato un evento, quasi un replay di Berlusconi da Santoro. L'età media di ascolto si è abbassata di 5 anni. La nostra è stata una vivace conversazione tra due persone che non si vedevano da 13 anni, spiega Bruno Vespa sul Corriere della Sera. Mentre sul caso Expo, società arabe per le tangenti, viene fuori dalle intercettazioni, un consiglio da parte di un imprenditore. E ancora dal Corriere della Sera chiudiamo rapidissimamente con la pagina economica. 3 banche manipolavano i tassi sull'euro. È l'accusa di Bruxelles. Nel mirino JP Morgan, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation e Crédit Agricole. Un cartello tra gli istituti per i contratti derivati. Cresce il sospetto che grandi banche d'affari abbiano organizzato un cartello per condizionare il multimiliardario mercato dei derivati collegati ai tassi di interesse sull'euro e per incassare colossali guadagni speculativi a danno di governi e amministrazioni pubbliche. Dalla cronaca milanese invece del Corriere della Sera, sotto i colpi dell'inchiesta giudiziaria che coinvolge la cupola trucca appalti, cadono le teste dei manager ospedalieri, il governatore Maroni tira dritto, Mauro Lovisari di Lecco e Paolo Moroni di Melegnano, insieme con la direttrice amministrativa Patrizia Pedrotti, sospesi dagli incarichi per volontà di Maroni. Sui 3 dirigenti ospedalieri c'è la richiesta di arresto e i vertici di Regione Lombardia vogliono capire cosa deciderà il Tribunale del Riesame. I loro ospedali per il momento vengono commissariati. Mentre il garante per gli scioperi ha detto che sono illegittimi gli scioperi dei tassisti ed è stata sgominata a Milano una banda che vendeva droga dentro enoteche e bar, negozi di copertura. 10 trafficanti in manette. Sulla sanità Maroni non fa sconti, titola anche il giornale, saltano i manager sotto inchiesta, mentre sulla Stampa di Torino c'è da segnalare in prima pagina l'intervento del direttore Mario Calabresi, che difende l'operazione Mare Nostrum e l'operazione di salvataggio della Marina ieri. 100 bambini in fuga dalla guerra. La foto di uno dei 2 barconi con a bordo famiglie di profughi siriani soccorse a sud di Capopassero. Imbarcati in Libia, arrivavano dalla Siria. Il racconto del comandante: erano in balia del mare.
un ponte di cui essere orgogliosi, perché parlare oggi di immigrati, scrive il direttore della Stampa, è difficilissimo. I più moderati stanno zitti, gli altri o invitano a rispedire ogni barca a destinazione o a girare la testa dall'altra parte quando c'è un naufragio. La questione è trattata solo in termini economici. Prima ci si preoccupa dei costi di salvataggio e di accoglienza, poi della minaccia che rappresentano per la sicurezza o per il nostro mercato del lavoro disastrato. Inutile cercare di discutere razionalmente, guardare i numeri che mostrano che sono molti di più quelli che si stabiliscono in Germania, Francia, Svezia. Noi siamo terra di passaggio, non meta finale. Poi legge il racconto di quella madre che è riuscita a tenere a galla per un'ora il figlio di 8 anni prima di morire all'arrivo dei soccorsi e senti che qualcosa non funziona più. Guardi la foto qui accanto e scopri che su questa barca verde e rossa alla deriva ci sono 133 bambini che ieri sera sono stati asciugati, rifocillati, hanno dormito sotto una coperta grazie alla Marina Militare Italiana che li ha salvati. Sono siriani in fuga dalla guerra con i loro genitori. Ora è difficile dire se siano veramente siriani, però per il direttore della Stampa lo sono sicuramente. In ogni caso l'operazione Mare Nostrum ne ha salvati 30.000 da ottobre a oggi. Bisogna esserne orgogliosi, scrive Calabresi. Sempre poi dalla prima pagina della Stampa, fra Grillo e Berlusconi, le europee degli insulti, a pochi giorni dal voto si alzano i toni e Renzi tra i due litiganti dice sono io che governo e non litigo. Capita la solfa? Pari il duello TV fra il leader 5 Stelle e Vespa, come se fosse un contrappositore politico Vespa, spread a 190. C'è un disperato bisogno di cambiare, scrive Federico Geremicca. Quell'esasperazione indice della sete di cambiamento. L'unico tema a unire i contendenti è l'ostilità alla Germania. E poi ritorna l'allarme dei mercati. Interviene anche Gianni Riotta in prima pagina sulla Stampa. Bisogna non votare contro il futuro, quindi è chiaro cosa si deve invece votare. E l'appello lo fa anche Napolitano. In Europa troppi populismi, dice il capo dello Stato. Il buongiorno di Massimo Gramellini si occupa di Berlusconi che rinfaccia a Grillo di essere un evasore fiscale. Sono tutti degli sfrontati, scrive il vice direttore della Stampa. A pagina 3 invece la Iena si domanda cosa. Qualcuno di voi ha capito per cosa si vota domenica? Infine c'è da segnalare a pagina 21 della Stampa il Tutto Scienze che si occupa di straordinari progressi nel campo della biomedica. Sono fili di seta, fili intelligenti che entrano nel corpo e lo guariscono. Utilizzi straordinari, protesi antibatteriche, schedine tascabili per gli antibiotici, niente più fili né apparecchi ingombranti, non più taccuini per annotare i dati, non più cerotti e garze da cambiare periodicamente, ma sottili film capaci di monitorare la salute in diretta e dispensare i farmaci solo quando necessario. Questo è il futuro. La medicina si integra col corpo e i biosensori la faranno da padroni. Una rivoluzione. Brevissimamente andiamo al Quotidiano Nazionale con una pagina dedicata al terremoto in Emilia 2 anni dopo, viaggio nel cratere del sisma, la forza degli emiliani 2 anni dopo, tra cantieri e container ghetto. È la burocrazia a rallentare tutto, tempi lunghissimi, gli sfollati sono ancora 15.000, 1 su 3, come a novembre. A Cavezzo, Modena, la capacità di reagire. Dalle macerie nasce un centro commerciale. Lasciamo anche il Quotidiano Nazionale. Il Secolo XIX di Genova invece apre con questo titolo: sul voto la sfida di Equitalia, Grillo propone l'abolizione e Renzi vuole mettere un altro pubblico ministero dopo il PM Cantone alla guida di Equitalia al posto di Befera, che sarebbe già dovuto essere leggi alla mano pensionato 2 anni fa, invece è rimasto lì. Ad ogni modo arriva il PM Greco. Domani, o al massimo venerdì, ribaltone in Equitalia, l'agenzia di riscossione delle imposte. Al posto di Befera arriva Francesco Greco, magistrato molto noto per essere stato il cervello finanziario della Procura di Milano ai tempi di Mani Pulite. Matteo Renzi ha lasciato filtrare la notizia proprio nel giorno in cui Equitalia diventa argomento di campagna elettorale, con Beppe Grillo che dice bisogna abolire Equitalia. Intanto per Chiamparino c'è l'incubo a 5 stelle, scrive il Secolo XIX di Genova, il Piemonte e le ricadute in Liguria. Governare sarà duro, dice Chiamparino. Rischio di non governare, il voto di Torino e le ricadute economiche sulla Liguria.
regionali in Piemonte, Chiamparino favorito, ma teme la forza del Movimento 5 Stelle, cioè potrebbe vincere ma non avere maggioranza in Consiglio regionale o averne una difficile. E poi c'è in prima pagina sul Secolo XIX di Genova l'ex leader ligure dell'UDC, poi accasatosi con Alfano, Cattozzo, che dice Luigi Grillo ha preso soldi da me, accusa dunque l'ex senatore che invece dice non ho preso nulla, e la corrispondenza dell'inviato Matteo Indice dal volo AZ1386 Genova-Roma, sul quale ha volato Chiara Rizzo Matacena, il rientro in Italia della donna che ha inguaiato Scajola, in volo con Lady Matacena che dice l'ho fatto per la famiglia. Su Avvenire, il quotidiano dei vescovi, va segnalato a pagina 3 il pezzo di Giorgio Ferrari dall'Olanda, dai pigs ai marocchini, gli spettri del voto olandese, la destra di Geert Wilders scalfisce il mito della tolleranza. Il paese dei tulipani alle urne già domani, il partito di Wilders può diventare il primo partito come Front National in Francia, in virtù di una campagna anti-europea, islamofoba, e ostile a ogni solidarietà nei confronti dell'immigrazione, dal ritorno al fiorino, la moneta olandese, fino al rimpatrio dei clandestini, ma gli eccessi spaventano gli alleati europei. Insomma, Marine Le Pen e Geert Wilders rischiano di essere il primo partito rispettivamente in Francia e in Olanda. In Gran Bretagna ci pensa Farage a diventare il primo partito, probabilmente. Pagina 5 di Avvenire abbiamo invece i numeri degli sbarchi, più 846, l'aumento degli sbarchi nei primi mesi di quest'anno rispetto al 2013, più 846%, 38.000 migranti sbarcati sulle nostre coste tra gennaio e maggio 2014 contro i 43.000 dell'intero 2013, 13.000 nel 2012, 64.000 nel 2011. Nel frattempo il premier Renzi ha detto che la Libia è allo sbando e more solito si deve muovere l'Unione Europea, ha detto Renzi. La replica di Bruxelles, tanti saluti, facciamo già il possibile, fanno sapere le autorità europee, quindi la risposta è 2 di picche. Alfano dice che invece noi defalcheremo, cioè toglieremo i costi dell'operazione Mare Nostrum dai fondi comunitari. Che genialata! Il premier Renzi poi si rivolge perfino all'ONU, visto che l'Unione Europea gli ha dato il 2 di picche, apra campi profughi in Libia. Pagina 6 di Avvenire, Parlamento Europeo, navetta da 1 miliardo, nel mirino la doppia sede del Parlamento Europeo, 4 giorni al mese si trasloca con i tir e tutto il resto. I costi viaggiano forte fra Strasburgo e Bruxelles. In Belgio i 766 parlamentari lavorano con la commissione e i funzionari e poi una volta al mese preparano i trolley e per 4 giorni vanno in Alsazia per votare. Per 317 giorni il Palazzo di Vetro è un deserto, ma costa 12 milioni solo di manutenzione. La navetta costa 1 miliardo. Infine, sempre da Avvenire, il bonus si allarga alle famiglie, gli 80 euro, forse sarà esteso ai monoreddito con 3 figli fino ai 31.000 euro. E poi c'è l'Expo, il progetto del compagno Greganti, ho garanzie su 10 padiglioni, così il compagno G spiegava il buon esito dei suoi traffici. Sempre da Avvenire, però per una lettura di altro tipo, a pagina 21, è interessante il pezzo del teologo Bruno Forte sul riso, inteso come voce del verbo ridere, anzi sostantivo derivato dal verbo ridere. Il riso abbonda sulle labbra di chi crede. Il cristianesimo e l'ebraismo sono religioni in cui la verità è capace di sorridere. Senza ironia, il fondamentalismo è dietro l'angolo, sostiene Monsignor Forte. E infine, girata pagina, c'è l'articolo di Andrea Lavazza sul cervello. Il motore del cervello è negli affetti. La mente non è come un computer. Per capirla, le neuroscienze non devono ignorare scienze umane e psicologia. Parla Vittorio Gallese, padre dei neuroni specchio, quelli che permettono anche l'empatia con gli altri. E per concludere, un'iniziativa curiosa a Milano riguarda i Promessi Sposi in piazza San Fedele, dove c'è la statua di Alessandro Manzoni. Una maratona in piazza San Fedele, la lettura dei Promessi Sposi non stop, senza interruzioni, verrà letto tutto il romanzo anche di notte. Si inizia oggi a mezzogiorno a declamare le pagine dei Promessi Sposi alcuni attori, ma anche semplici volontari. Non facciamo in tempo adesso a dare un'occhiata al foglio, vi segnalo peraltro l'articolo di Salvatore Merlo sulla lotta all'interno della Procura di Milano e quelli di Alessandro Giuli e Claudio Cerasa su
Grillo. Renzi ha trovato un bullo più bullo di lui che può sbullonare la sua sprezzatura e fargli male davvero, scrive Giuli. Miglior scenario e peggior scenario del dopovoto li analizza Claudio Cerasa. Che effetto avranno le europee sul governo Renzi e sul Quirinale? Mentre c'è anche un inserto da leggere di Eugenio Cao e Giulia Pompili sui rapporti fra la Cina e la Russia. Ieri Putin e Xi Jinping avrebbero dovuto annunciare la firma di un gigantesco contratto di fornitura di gas, un alieno a terra in Cina. Pechino e i russi. Il Sole 24 Ore si occupa della casa, i 1000 comuni dove si paga subito la Tasi, e puntualizza Gianni Trovati, tanto per cambiare, a giugno la Tasi colpisce il centro-nord del paese. Anche perché in tanti altri paesi del sud nemmeno esiste il catasto, a dire il vero, quindi non c'è problema né di Tasi né di IMU. Ancora in prima pagina sul Sole 24 Ore, le richieste dell'Europa all'Italia, nuove raccomandazioni sono in arrivo, dalla pubblica amministrazione alla giustizia, tutte le richieste dell'Europa. E concludiamo con la segnalazione dei due commenti di cui vi dicevo prima su Italia Oggi, il commento del direttore Pierluigi Magnaschi in apertura. Europa, leader scelti affinché non funzionino, l'Europa che ha prodotto 26 milioni di disoccupati e che in base ai sondaggi è riuscita ad avere contro il 30% dei suoi 380 milioni di elettori chiamati alle urne domenica, è un'Europa costruita su misura delle propensioni e degli interessi della cancelliera Angela Merkel e di un paese, la Germania, che anche per l'ignavia degli altri paesi europei è diventata il paese che sta costruendo attorno a sé l'Europa. Questa affermazione viene confermata in questo stesso numero di Italia Oggi, scrive il direttore Magnaschi, dall'articolo di Tino Oldani, che da qualche settimana sta passando al setaccio l'Unione Europea senza prevenzioni ma anche senza indulgenze, in un'inchiesta che non ha pari in tutti i quotidiani italiani. E questo è vero perché il pezzo di Tino Oldani è l'ennesimo di una serie di articoli dedicati in queste settimane all'Europa, affrontando questioni, come abbiamo visto anche il trattato di partnership commerciale fra Unione Europea e Stati Uniti, non trattati da alcuno. Anche oggi la lettura del pezzo di Oldani consigliabilissima, anzi necessaria, perché l'articolo di Oldani fa il punto in questo caso oggi su un altro aspetto della costruzione dell'Europa, vale a dire il fatto che i paesi ignavi abbiano consentito alla Germania di essere il paese intorno al quale si va modellando l'Unione Europea. In ogni caso, scrive Magnaschi, quando si è trattato di nominare il presidente del Comitato Europeo dei Presidenti di Stato e di Governo, o Eurosummit, in pratica la più alta istanza di governo dell'Europa Unita, che ha finito per ridimensionare il ruolo onnipotente della Commissione Europea, Barroso, i due finalisti furono Tony Blair, ex premier socialista inglese, che continuò la riforma della Thatcher in Gran Bretagna, e Herman Van Rompuy, un grigio e servizievole democristiano che solo per un anno fu premier del minuscolo Belgio. La scelta fra i due sarebbe stata molto facile su Blair se si fosse voluto puntare sulla qualità. Angela Merkel invece, a nome dei democristiani europei che ha in pugno, impose il flaccido Van Rompuy, sicura che avrebbe potuto disporre di un perfetto esecutore dei propri ordini. Alla Merkel non interessa far decollare l'Europa, ma soltanto tenerla in pugno, scrive Pierluigi Magnaschi. Analoga scelta al ribasso è stata quella dell'alto rappresentante della politica estera, in pratica il ministro degli esteri dell'Unione Europea. Anche in questo caso la scelta non è caduta su un o una leader, ma su una pasticciona inadeguata al ruolo. Si tratta di Catherine Ashton, socialista ma anche baronessa di Apolland, una di cui a Palazzo Berlaymont, sede centrale dell'Unione Europea a Bruxelles, si dice che sa soltanto ordinare i servizi da tè. Infatti, conclude Magnaschi, nessuno la conosce e perfino nelle trattative sull'Ucraina è stata scartata. Il summit era composto da Stati Uniti, Polonia e Russia. L'Europa in panchina, anche perché il contributo della Ashton, ministra degli esteri, dell'Europa sarebbe stato nullo. Ecco, questa è l'Europa che non vogliamo, conclude il direttore di Italia Oggi. Concludiamo anche noi
non facciamo in tempo a leggere l'articolo di Riccardo Ruggeri, che invece in questo bailamme di ultimi giorni di campagna per le europee ci induce a riflettere e a dare un'occhiata alla Svizzera. Ce l'abbiamo alle porte, non sarebbe male dare un'occhiata a come funziona e soprattutto cercare di copiare ciò che ci servirebbe, scrive Ruggeri, il cui articolo peraltro potremmo anche commentare più tardi alle 10:40 insieme all'autore dell'articolo, autore anche di un libro molto bello, una storia operaia, dove si racconta la sua vita, ma si racconta anche la vita di un'azienda importante del paese, la Fiat, e si racconta anche la storia di questo paese attraverso le storie vissute in un'esperienza biografica come quella narrata dall'autore in questo bellissimo libro, Una storia operaia, del quale parleremo a parte. L'autore è Riccardo Ruggeri. Oggi c'è anche una mail che doveva essere privata mia, dopo aver letto il libro, pubblicata a pagina 13 di Italia Oggi, una specie di commento sul libro in questione. Ma comunque ne parleremo a parte. Intanto buona prosecuzione di ascolto e buona mattina a tutti da Giulio Cainarca. Caldo, freddo, e in casa non c'è mai il giusto clima.